Senti come piove, dice Giovanotti in una sua canzone. Canta anche di un grande spettacolo dopo il Big Bang, grande spettacolo ci aspettiamo oggi qui tra Charly, Muzzane e UFM, al di là della pioggia e con le stelle dell'eccellenza del Friuli Venezia Giulia. L'arbitro guarda il cronometro e dà l'inizio alle danze. Bardini al limite dell'area che vuole subito scambiare con Acampora, il triangolo, Bardini mette al centro, Novati non riesce a girare, parte forte l'UFM, nemmeno un minuto. Ancora Politti dalla bandierina, riesce ad alzarla, Visintin di testa, il miracolo di Colin. C'era un fallo, avrebbe se no salvato un gol con un grande intervento Colin, bravissimo a bloccare, adesso perde palla però, poi scivola e prova a concludere, ancora lì, e succede di tutto, e succede che in vantaggio Charly Muzzane, Fabbro, Charly 1, UFM 0, da ricostruire questa azione è come un puzzle di errori. Brichese dà un'occhiata in area, va al cross, Fabbro di testa non inquadra la porta, occasione per il Charly Muzzane. E in questa situazione di contropiede può fare male, ecco Fabbro a tu per tu con Colin, a tu per tu e 2-0 Charly Muzzane 2, UFM 0, la capolista in ginocchio Carlino. Fabbro è lui a decidere in questo momento lo scontro diretto. Novati prova ad andare via, cross al centro, intervento spettacolare ma pericoloso di Godeas e quindi calcio di punizione per il Charly Muzzane. Monti, palla al centro, pallone che passa, Politti, Colin, ancora Fabbro, ancora Colin stavolta salva l'UFM e riscatta in parte l'errore nel primo gol con un grandissimo intervento. C'è Fabbro, mette al centro il sinistro di Paludetto, il riflesso di Colin che continua ad alternare sviste e parate incredibili con riflesso da grande portiere. Perde il tempo, riesce a servire però Tomizza che si porta il palla al limite, la finta di Acampora, Godeas, attenzione a Godeas, il pallone finisce alto sopra la traversa. 12° minuto, la prima azione pericolosa dell'UFM, Acampora Godeas è solo un brivido per il Charly. Attenzione a Monti, il destro esterno della rete, applausi ancora per il Charly Muzzane, l'errore di Carli, il quasi gol di Monti. Riesce a giocare con Miraglia, poi Tomizza, il sinistro, esce per Essini, sembrava fuori tempo, invece va a prenderla con la manona, prova nella ripresa a colpire, non trova i varchi, attenzione adesso, sfortunato Visintin, Godeas e ancora per Essini con l'aiuto di Sant'Andrea e adesso un pallone che passa, Pratolino non riesce a fermarlo, Fabbro rientra, recupera anche Pratolini, vuol calciare Fabbro, un gol fantastico! Fabbro tripletta, è un gol che fa esplodere Carlino, è uno dei gol più belli della stagione e raccontarlo in diretta è davvero da brividi, applausi a scena aperta ad un fenomeno dell'eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Lo scontro diretto è suo, la stella dello scontro diretto è lui e chiude con una standing ovation. UFM in ginocchio Carlino, lo scontro diretto lo vince Fabbro con 3 gol, 1 fantastico e un Charly Muzzane che ha dimostrato di essere una grande